chi ha fatto il 68. Cari telespettatori, buona giornata. Finalmente, anche a grande richiesta, giustamente, siamo riusciti ad avere tutti e tre i segretari generali del sindacato dei pensionati, CGIL, CISL e UIL. E con questo esordio ve li presento subito. Ben arrivata. Diamo naturalmente prima alle signore Rita Turati, segretaria generale regionale dello SPI-CGIL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Walter Sperotto, segretario generale WILP-UIL, sempre pensionati della UIL, e Adolfo Berti, segretario generale FNP CISL del Veneto, sempre. Grazie anche a lei, segretario. Allora, ben capite che il tema è quello riportato un po' nel titolo, che però noi cercheremo di sviscerare bene. Tutti, tantissimi di voi ci telefonate, ci scrivete mail, arrabbiati, chi più chi meno, ma sempre questo è un po' l'andazzo sulla situazione di grande bastonamento virtuale, ma poi che si trasforma a livello anche fisico, dei pensionati, ovvero delle fasce più deboli, più fragili della società, che peraltro ci si aspetta che adesso siano coloro che reggano il sistema sociale, che si sta scardinando in molte sue parti. Ma come fanno, giustamente, come ci fate le osservazioni anche voi, i pensionati a reggere i figli, i nipoti, a pagare a volte l'affitto, a sopportare tante situazioni anche economiche difficili, con una pensione che progressivamente perde un potere di acquisto importante, non viene rivalutata, anzi viene martoriata nel vero senso della parola anche dalla nuova legge di stabilità. E come fanno a sopportare tutto ciò con i ticket a livello sanitario, che comunque sono molto molto pesanti, con una sanità che molti non hanno capito come andrà a funzionare. Giustamente abbiamo cercato di fare degli approfondimenti con i medici di base in studio, ma tanti di voi dicono non abbiamo ancora capito che cosa avremo o non avremo, ci sbattono subito a casa perché non ci saranno più posti letto. E poi la non autosufficienza avrà dei finanziamenti, ci sarà un sostegno effettivo? Sono tantissime le domande, c'è molta ansia da parte di molte persone, tanti pensionati sono anche proprietari di immobili e non riescono a pagare quella che sarà la nuova tassazione, che fa paura, sembra sia anche più alta. A fare il punto della situazione a livello unitario, naturalmente esistono i sindacati che cercano di dare supporto e sostegno. Noi lo diciamo sempre: avete una situazione poco chiara, andate nelle sedi, ci sono in ogni territorio provinciale, un po' ovunque, e questi possono darvi veramente una mano. In qualsiasi caso, in qualsiasi situazione, non fate per conto vostro e non arrendetevi. E allora vediamo un po' chi può incominciare. Partiamo da Rita Turati a fare un po' un quadro generale della situazione. Io ho dei dati che sono veramente allarmanti e molto molto preoccupanti. Si parla di 400.000 pensionati veneti, un terzo dell'intera platea, con una pensione superiore ai 1.500 euro mensili lordi, che praticamente vivranno una situazione drammatica, no? Sì. No, non solo loro, la situazione drammatica è, diciamo così, per tutti coloro che vivono o sopravvivono da reddito da lavoro, no? Che siano lavoratori dipendenti o che siano pensionati. Per i pensionati c'è un problema, diciamo così, aggiuntivo, perché è vero quello che dicevi, e cioè che cercano di far passare i pensionati oggi come dei privilegiati perché possono contare su un reddito certo, no? Ma questo reddito nel corso degli anni si è fortemente svalutato. Ma come se fosse un regalo, perché la cosa psicologica è che come se non ti è dovuto, non è che l'hai pagato, è un regalo, che ti arriva dal governo. E invece guarda che l'intervento che ha in mente di fare questo governo, se non riusciamo a modificare il testo della legge, va a colpire questa volta in modo particolare proprio il lavoro dipendente, cioè il lavoro, diciamo, i pensionati che hanno versato tutti gli anni i contributi, i lavoratori quando lavoravano, ma anche le imprese. Perché dico questo? Perché il dato che citavi tu ci racconta che cosa? Adesso facciamo un po' d'ordine perché il tema è molto complicato. No, semplicizziamolo anche al massimo, sì, giustamente, esatto, perché poi ci proviamo. Allora, diciamo così, che cosa sta succedendo? La legge Fornero con il governo Monti ha bloccato l'indicizzazione delle pensioni. Le pensioni hanno lasciato in questi 2 anni praticamente 8 miliardi di euro per effetto del blocco, diciamo così, dell'adeguamento al costo della vita nel corso di questi 2 anni. Mediamente in Italia i pensionati hanno lasciato una mensilità del valore di circa 2.000 euro che noi abbiamo regalato al debito pubblico. Questo è successo nei 2 anni che si concludono con il 2013.
Dopodiché, con il lavoro che abbiamo prodotto come organizzazioni sindacali dei pensionati unitariamente l'anno scorso, siamo riusciti a fare in modo che il Parlamento infilasse nell'ultima legge di stabilità un emendamento che diceva ripristiniamo, no, l'indicizzazione, il meccanismo che copre almeno dall'inflazione le pensioni, cosa che siamo riusciti a fare. Quest'anno quindi dovrebbe ripartire con il 1° gennaio il meccanismo che ci copre, perché la copertura totale è solo fino a 1.500 euro al mese lordi. Sopra questa cifra il blocco era totale. È successo che cosa? Lordi, cioè, attenzione, lordi. 1.500 euro lordi. Che vuol dire netti al mese. Metti il 23% di tasse mediamente, in qualche caso, e quindi si fa presto a fare il conto, arriviamo verso i 1.000 euro, sostanzialmente 1.100 sui 1.000, però chi ha 1.000 euro per dirti arriva sugli 700 euro. Ecco, stiamo parlando di queste cifre qua, cioè rendiamoci conto. Abbiamo, dopo nel giro abbiamo anche proprio i dati, quindi fatti sul Veneto, quindi siamo in grado di raccontare qual è la situazione veneta. Finisco solo su questo, poi lascio la parola. La legge di stabilità quest'anno presentata dal governo Letta ci aveva illuso che si sarebbe ripristinato, si sarebbe applicato il vecchio meccanismo. Invece ci siamo accorti, leggendo il testo che è stato depositato al Senato, che in realtà non è così, perché invece di fare, diciamo, di ripristinare il meccanismo che avrebbe consentito fino ai 1.500 il 100% di copertura, che corrisponde 3 volte il minimo, dalla quota che va dai 3 volte a 4 volte il minimo doveva essere del 90%, ma solo della quota eccedente, no? È successo che cosa? Che la percentuale di copertura è sull'intera pensione e non sulla parte solo eccedente, non è per fasce progressive, non funziona come il fisco. Non so se è chiaro, sì. È complicato. Mi manca la no? progressività. Questo perché dico appunto, e poi mi taccio, che colpisce in particolare chi ha versato tutti i contributi, anche gli altri per carità, no? Di un lavoro povero, ma in particolare questi sono la fascia che va fino ai 3.000 euro lordi al mese, sono quelli che, gli operai specializzati, coloro che insomma si sono anche evoluti nella carriera, perché in questo modo si tende a comprimere, ad appiattire il sistema, a non riconoscere ciò che tu hai dato anche nell'attività lavorativa nel corso degli anni, e quindi si smantella, si snatura il sistema previdenziale per l'ennesima volta. Non solo quindi ci rimettono altri soldi, perché non viene loro riconosciuto appunto l'aumento della vita, e i conti che abbiamo fatto noi ci dicono che nel triennio, quanto vale la legge di stabilità, questo significherebbe per i soli pensionati veneti, che sono 400.000 che verrebbero colpiti da questa cosa, 140 milioni di euro che lascerebbero nuovamente sul tappeto, ma appunto snaturerebbero il sistema stesso della previdenza in Italia. Certo, Walter Sperotto, lei stava aggiungendo qualcosa, stava facendo delle precisazioni. No, il governo trasforma la previdenza in assistenza, per cui agisce all'interno del sistema pensionistico in modo unilaterale, e trasformando la previdenza, che sono i contributi versati dal lavoratore e dall'impresa per avere come la pensione, sostanzialmente in assistenza. Per cui trasforma tutto in intervento dello Stato. Sembra quasi che il contributo che il lavoratore e che l'impresa ha messo, dico, in termini di previdenza per la pensione, per la vecchiaia del pensionato, non sia, come dire, un problema. Si trasforma in tutto quanto in dato fiscale, tutto quanto in dato di assistenza. Per questo avviene l'appiattimento, cioè trasformare gli assegni per l'assistenza sociale in pensioni di carattere sociale. Per cui anche la pensione da contributi si trasforma progressivamente in assistenza. Ed è una cosa anche abbastanza grave, stanno anche i principi costituzionali. Sì, ma questo perché il governo si sente legittimato a intervenire su tutti quanti gli aspetti della previdenza. Cioè, complessivamente, siccome che nella spesa dello Stato viene immesso anche il sistema pensionistico, complessivamente sono 260 miliardi di erogazioni che l'INPS complessivamente fa. Allora, è evidente
che il maggiore risparmio sulla spesa pubblica dal loro punto di vista viene fatto sulle pensioni. Risparmiano 800 milioni solo nel 2014, perché è lì, no, trasformare tutto quanto in sistema fiscale e tutto quanto, come dire, in spesa pubblica, indipendentemente se tu hai fatto il risparmio o non lo hai fatto il risparmio. Ragioneristicamente, Adolfo Berti, il che è grave. Questo è un ragionamento importante, perché forse, voglio dire, è un po' esagerato dire che si trasforma tutto in pubblico. È una questione, secondo noi, che riguarda come sono state costruite le pensioni in atto adesso. Le pensioni in atto adesso sono state costruite con un calcolo di tipo retributivo, che ovviamente riguarda le pensioni di un certo tipo, ma riguarda anche le pensioni quelle da 90.000 euro in su, insomma. Questo significa una cosa, che le pensioni di questo tipo, di queste alte, non rispondono alla questione o comunque al parametro dei contributi versati. Questa è la tragedia, cioè più si va in alto, più c'è un rapporto più manca il rapporto con i contributi versati. Questo significa una cosa semplicissima, che intanto questo tipo di pensioni le troviamo in certi ambienti, là dove c'era il potere. Faccio un esempio, così ci capiamo. Se io sono un dirigente pubblico di una grande azienda, siccome ho un po' di potere, posso negli ultimi anni aumentarmi lo stipendio in una certa maniera. Per cui, siccome col calcolo retributivo il calcolo della pensione non viene fatto sulla quantità di contributi versati, ma sullo stipendio che io prendevo in rapporto agli anni di servizio. E quindi è chiaro che queste pensioni, che nessuno vuole toccare, perché questa è poi l'altra tragedia, va bene? Bravissimo, questa è un'altra tragedia che va affrontata, perché sì, esatto, nessuno vuole toccare. Questi non hanno nessun rapporto con i contributi versati. C'è poi l'altro aspetto che riguarda l'appiattimento, ma la tragedia che noi constatiamo è che l'appiattimento avviene verso in basso, molto in basso. Assolutamente. E quindi rispetto a questo abbiamo una situazione di pensioni incredibilmente insufficienti. C'è un'altra cosa che è giusto che sottolineiamo, ed è quando noi parliamo di pensioni si dice che il sistema pensionistico italiano si mangia la grossa fetta della spesa sociale. Questo è vero, però se noi ragioniamo in termini lordi, per capirci, le pensioni di quasi tutti i paesi d'Europa, quando si parla di pensione si parla di importo netto, oppure di un importo come quello della Germania che paga il 50% del dovuto. Da noi, quando si parla di pensioni, si parla di pensioni lorde a tutti gli effetti, per cui se a me danno 1.000 euro, io ne devo restituire poi 230 per il 23%, per cui alla fine con una mano mi danno la pensione, con l'altra si prendono. Però c'è questo aspetto che cosa succede? Che quando le paragonano con le pensioni europee, le paragonano con le pensioni europee al netto col nostro lordo, quindi la cosa non può reggere. Assolutamente. L'obiezione che molti fanno, che però tanti pensionati godono di posizioni di favore a discapito delle giovani leve che pensioni non le avranno mai, quindi vogliono creare una guerra tra poveri comunque intergenerazionale, no? Perché poi chi lavora in virtù della riforma Fornero resterà al lavoro il più possibile, non lascia posto ai più giovani perché poi il passaggio di fatto non è ammissibile. È una cosa altrettanto grave, subdola ma grave. Sì, però raccontano bugie. Ecco. E noi probabilmente non siamo abbastanza bravi da spiegare che non è così, tant'è che ci stiamo provando anche con i volantini che stiamo facendo, le iniziative, insomma le assemblee, perché per fare un esempio del fatto che ci giocano su questa storia, dicendo che appunto sono un regalo, no, che ci fanno e noi siamo dei privilegiati con le pensioni, è una balla talmente grossa a partire dal fatto
per esempio, che i 2 anni che c'è stato il blocco totale, dopo i 1.500 euro al mese lordi, quei soldi che lo Stato ha risparmiato sulle nostre pensioni non sono state utilizzate per fare solidarietà interna, per innalzare per esempio il valore delle pensioni dei precari, per fare, che ne so, un intervento di carattere sociale come può essere il reddito di cittadinanza, cioè non sono rimaste all'interno del sistema sociale per fare solidarietà e per contribuire, no, ad investire nei confronti dei disoccupati, cioè, e nemmeno sono stati utilizzati per esempio per gli esodati, che sono ancora lì, che stanno aspettando, che dovrebbero essere la prima voce della legge di stabilità, che invece è stata dell'iniquità che la stessa riforma Fornero ha fatto. No, quegli 80 miliardi di cui parlavo prima di risparmio dello Stato sul blocco sono stati utilizzati per tentare di mettere in equilibrio i conti dello Stato. Così non va. Noi non siamo più disponibili a farci massacrare concretamente dal punto di vista economico, culturalmente e socialmente, perché ci descrivono tutti come i privilegiati. Questo non funziona, perché noi siamo i primi a dire che siamo disponibili, solidali, eccetera, però vogliamo intanto discutere, perché non si può smantellare il sistema delle tutele sociali in Italia senza un confronto con le parti sociali, soprattutto sul tema della previdenza e del valore economico che questa ha. Si incide per legge, come diceva Berti prima, per legge ci bloccano noi le pensioni medio-basse e non intervengono sui privilegi di quelle alte, che sono quelle, ancorché molto poche, perché per esempio il 67% delle pensioni in Veneto stanno al di sotto dei 1.500 euro, e il 60 sta sotto i 1000, quindi questa è la media che noi abbiamo in Italia, ma loro si mangiano la maggior parte appunto del montante che diceva prima che si spende. Esatto, bravissima. Ma quando appunto è stato proposto di mettere un assegno di solidarietà, chiamiamolo, una quota del solidale, eccetera, alle pensioni più alte, Dio ti scampi e fulmini, è stato anche subito revocata nel modo più bieco che ci potesse essere, non se n'è più parlata, doveva nascere uno scandalo nazionale, una cosa del genere, in un momento così difficile. È intervenuta la Corte Costituzionale, penso un po'. Esatto, cioè, ma è restituire i soldi? Anche chi ci ascolta, giustamente, tante volte dice, ma perché non c'è un'azione forte nei confronti di queste... Perché il meccanismo funziona in termini binari o duali, cioè nel senso che si dice il contributo di solidarietà lo devono dare le pensioni. La Corte Costituzionale dice sì, ma vale per tutti i redditi. Allora non vale solo per le pensioni, si dovrebbero chiedere il contributo di solidarietà a tutti quanti i redditi al di sopra dei 100.000 euro. Però la furbizia è quella di dire solo le pensioni, sapendo che poi la Corte Costituzionale boccia la proposta. È lo stesso meccanismo che vale sugli stipendi di grandi manager pubblici, privati, eccetera, no, in cui si dice lì funziona il mercato, mentre sulle nostre pensioni invece funziona che cosa? L'intervento diretto dello Stato. Questo come sono i meccanismi di autoprotezione da parte di chi governa o gestisce la politica è molto, molto forte, tanto è vero che il provvedimento di Monti, che doveva prevedere il riordino delle province, rischia di cascare perché ci sono fortissime resistenze, eccetera. I costi standard nel nostro paese non riescono a decollare, le società non riescono a essere riordinate e via dicendo. Sostanzialmente, da una parte si tende a conservare i propri privilegi e si interviene laddove che la capacità di difesa è estremamente limitata. È per questo che ci stiamo mobilitando, perché il contributo ai sacrifici del Paese che deve sostenere in questa crisi qua è sparitario in modo esagerato. Assolutamente. C'è chi che è fortemente protetto la rendita e chi è invece esposto, che sono i redditi da pensione e del lavoro dipendente. Andiamo in pubblicità, però Berti, che cosa dice al riguardo? Cioè, anche un'azione unitaria ma a livello nazionale
far sentire la voce, anche i media nazionali si sente che parlano i rappresentanti dei sindacati, dei lavoratori, però giustamente anche i nostri attenti telespettatori, che sono molti anziani e pensionati, dicono sì, ma di noi nessuno parla e fa leva, e la situazione è molto molto grave e ne sono consapevoli di reggere le famiglie, di reggere equilibri sociali. Voi lo sapete benissimo, oltre potete avere problemi a reggere se stessi, perché dopo affronteremo anche quel tema. No, noi ci rendiamo conto che c'è un problema su tutta questa questione che noi in qualche maniera, come dire, condividiamo, e cioè è importante che ci si preoccupi in questo Paese di produrre ricchezza. Cosa significa? Significa che normalmente le organizzazioni sindacali partono da un presupposto, che se io non produco ricchezza non la posso distribuire. E la distribuzione avviene attraverso il welfare e quindi anche le pensioni. E quindi è chiaro che le organizzazioni sindacali sono quelle che rappresentano i lavoratori, sono preoccupate di questo, cioè che aumenti la produttività, che il paese cominci a crescere, che si produca ricchezza e compagnia bella. E quindi rispetto a questo è anche ovvio che i problemi che riguardano il lavoro sono più all'ordine del giorno. Però, almeno per quel che riguarda le confederazioni, noi abbiamo delle federazioni dei pensionati che su questo versante all'interno delle confederazioni fanno il loro mestiere, nel senso che abbiamo, pensi per esempio adesso il fatto della rivalutazione. Noi stiamo di fatto lavorando perché questa norma che il governo ha messo in piedi rientri, ma stiamo lavorando noi all'interno delle confederazioni e insieme con le confederazioni. Quindi state muovendo in modo importante. Non c'è dubbio su questo, perfetto, perché per dire anche le manifestazioni che faremo nei prossimi giorni hanno questo segno, per essere estremamente perché poi chiaro. siamo cortissimi con i tempi per quel che riguarda l'approvazione della legge di stabilità, quindi siamo stretti. Certo, siamo... Esatto, detto questo, vediamo cos'altro si sta facendo, approfondiamo altri argomenti, pubblicità.